Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Applausi a questo monologo che sarà nichilista finché volete, ma tenendoti fuori dai guai fino al giorno in cui morirai. E se lo ascolti non ne vieni fuori bene, non ne vieni fuori vivo. Tiriamo a campà, che come diceva De Cuius, tirare a campare, Lorenzo, è sempre meglio che tirare le cuoia, lo diceva Giulio Andreotti. Quindi cominciamo citando i grandi. Giulio Andreotti, dipende da dove lo si guardi, ma grande lo è stato di sicuro, molto importante nella storia della seconda metà del XX secolo italiano. Radio Libertà, no, che giorno è? Avete già capito che già si è assiso sulla tolda di comando saldamente regia tecnica Lorenzo il Magnifico. Vi ricordo che poi alle 13:30 inizia Oltre la pagina. Adesso sentirete i convenevoli formulaici, genetriaci, le ricorrenze, le commemorazioni, i rilevamenti demoscopici, la musica per voi. La musica per voi oggi ve lo dico tra poco, quando arriva, mi arriva, ce la posso fare, no, non ce la faccio, ce la posso fare, eccolo qua. 27, sentirei, buon gustei. Allora, sentirete Jimi Hendrix. Tan, tan, tan. E direi che basta e avanza. Ma poi vi offro anche Fabio Treves, la Fabio Treves Blues Band. Fabio Treves, stirpe meneghina, e il suo, non so se fosse lui stesso o suo padre, area socialista, furono coinvolti in Mani Pulite. Lui comunque continua a suonare e la prima volta che ho sentito era il 89-87, un mio collega operaio fanatico di blues aveva questa cassetta di Fabio Treves e io non volevo mica credere che fosse italiano, perché un blues più blues che blues non si può. Allora, già che ci sono, vi anticipo la scaletta del Oltre la pagina e andiamo a leggere un po' i fatti ucraini. Partendo, lo fa il nostro primo ospite alle 13:35, Silverio Allocca, che è uno studioso di geopolitica, da un breve discorso rivolto da Vladimir Putin agli stati che hanno dato il via libera a Kiev, all'Ucraina, per usare i missili a lunga gittata per colpire la Russia. E da lì si parte con una serie di considerazioni legate anche alla biografia, memorie. Mamma mia. Angela Merkel, 700 pagine, lo sapete, i tedeschi, insomma, quant'era? C'era i Buddenbrock, mi sembra fosse 1000 pagine. Loro sono così. Parla esplicitamente degli errori fatti dall'Europa nei confronti di Putin, dice quello che è vero, almeno, cioè, quello che comunque i fatti ci suggeriscono oggettivamente come reale, cioè la Russia, piaccia o dispiaccia, è indispensabile nello scacchiere mondiale, il ruolo della Russia. Se vogliamo, magari anche solo per far la parte della cattiva, in realtà è molto più articolato e complesso.
E quindi quello che sta succedendo in Ucraina, molti di voi già lo sanno, però ma andiamo oltre con Silverio Allocca, sugli interessi che ci sono, perché eh, prima del 2014, quindi prima dei fatti di Maidan. Maidan in ucraino vuol dire piazza, quindi piazza Maidan è una tautologia. Prima ancora era già stato abbondantemente venduti una porzione, 9 milioni di ettari. A chi erano stati venduti? A oligarchi ucraini, poi multinazionali europee, nordamericane, addirittura il fondo sovrano dell'Arabia Saudita. E questo sembra suggerire che sia anche per tal motivo che l'Occidente si è girato dall'altra parte per i fatti del Donbass. Invece poi è successo il patatrac, insomma una situazione, come capirete anche dalla fatica con la quale io la sto esponendo, è molto complessa. Per fortuna il professor Allocca ci spiega. E poi si parla di egemonia culturale. Ma signori, noi che non siamo di sinistra, quindi diciamo dalla destra alla destra liberale alla destra più magari radicale, ce la meritiamo l'egemonia culturale, siamo fatti per la cultura. Diciamo che dal punto di vista politico il regista Matteo Fais, il nostro ospite alle 14.35, la destra tende, soprattutto da 30 anni a questa parte, ad affidarsi a leader carismatici. E da Berlusconi a Trump, ma adesso Musk, cosa fanno i leader carismatici? Se sono carismatici non lo sono per nulla, quindi provvedono a se stessi. Quindi non seminano, spiega, è un punto di vista, poi lo sapete, Matteo Fais non è passibile di alcuna accusa di essere di sinistra, anzi il contrario, ma dice che a sinistra abbiamo visto grandi personalità sacrificarsi per il partito. Uno su tutti è Enrico Berlinguer, che non mi risulta abbia adoperato il grande carisma, il grande seguito, la grande credibilità che aveva, il grande credito che aveva, non solo presso, si può dire in questo caso, i comunisti, gli elettori comunisti, ma anche gli altri. Io me lo ricordo, insomma, Enrico Berlinguer era comunque molto rispettato ed era difficile essere anticomunisti con Enrico Berlinguer alla guida del PC. Non era magari con Togliatti era stato più facile, non c'ero, mi immagino, o anche con Cossutta era abbastanza facile essere anticomunisti. Con Berlinguer sto parlando di percezione, ovviamente, non sto parlando di politica in sé. E registra proprio questo fatto. Infatti abbiamo visto, insomma, Trump, come dicono quelli bravi, con Hulk Hogan, un wrestler ossigenato, 75enne, è stato forse la massima personalità culturale esibita, messa in mostra, che abbiamo visto, insomma, in questa campagna elettorale da parte di Trump. Poi, per carità, se mi dite guarda che Beyoncé, eccetera, eccetera, non è che Giulia Roberts e anche, come si chiama il bellone, quello che faceva l'infermiere che abitava a Como, ecco, non sono, forse Bruce Springsteen è un fenomeno popolare anche internazionale, cantava agli operai, quegli operai che però votano Trump, eccetera, eccetera. Vabbè, approfondiremo il tutto grazie all'ausilio dell'ottimo Matteo Fais. Poi, se volete, anche grazie all'ausilio vostro, se volete intervenire, lo sapete, 0292947222. Questa è la scaletta, ci sarà anche qui Parlamento come sempre e ci sarà anche Segui la Lega come sempre. Come sempre adesso vado a rivolgere un abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde, alla amatissima signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono, dai, anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, e quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Insieme a Lorenzo il Magnifico, oggi siamo sospesi ve lo dico tra poco, intanto vi comunico che le temperature esternamente ci sono 11,4 gradi centigradi, ovviamente sopra lo zero, mentre internamente sta vincendo la corrente di pensiero che dice 24, 87% l'umidità, 1024,4 millibar la pressione. Lorenzo, sappi che siamo sospesi a 137,7 metri,
sopra il livello del mare. Quindi possiamo cominciare con i genetriaci. Ripeto, linee aperte e naturalmente anche il servizio WhatsApp per chi volesse esprimere il proprio parere attraverso questa piattaforma. Dunque, questo è arrivato alle 12:35 quando ho cominciato. Notifica. Io ve la leggo. Può significare qualcosa, Lorenzo? E ci è arrivato questo messaggio. Il tuo account verrà bloccato in modo permanente dopo 12 ore dalla ricezione della notifica perché l'account è stato denunciato per aver violato alcuni problemi relativi. Quindi c'è qualcuno che relativi alle violazioni dell'immagine sessuale e alla violenza sui minori e quindi lo chiuderemo finché non lo verificherai. E chi ha usato un account che viola le immagini? Sono messaggi spam, ecco qua. E io sono ancora indietro, sono ancora in debito con gli ascoltatori di una promessa perché avevo detto che mi sarei interessato proprio di queste truffe, di questi tambureggiamento di messaggi che arrivano, di telefonate. Ve l'avevo, io ho detto come faccio io, però non omettendo, essendo io un paresiarca, che non ho sempre i riflessi pronti quando succede, a parte che cerco di non rispondere, soprattutto poi se vedo telefonate che arrivano da paesi stranieri, no, io non ho a che fare, quindi non rispondo. Ma se mi capita perché magari mi sembra un prefisso, eccetera, è sempre come allora si identifichi e mi dica come fa ad avere il mio numero. Di solito buttano giù subito, ma non hai sempre questa prontezza di riflessi. Li spaventi quando gli dici così. Poi poverini sono persone che stanno lavorando, però quelli loro stanno eseguendo, diciamo, ordini che vengono impartiti da chi invece non è così cristallino. Genetriaci, Enrico Renze, commemorazioni del 7° giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì 27 di novembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Abbiamo un genetriaco, è stata un'onda lunga quella di Bruce Lee, perché è morto nel 73, ma ancora se ne parla, ha portato le arti marziali alla ribalta con il cinema, Kung Fu, karate o karate. Una volta negli anni 70 si diceva la francese, poi vedo da un po' di Olimpiadi dicono karate. Una delle sue frasi era: nessun metodo come metodo, nessun limite come limite. E adesso c'è Jimi Hendrix e io direi che ogni tanto lo devo sentire per, come dire, per mettere in armonia il mio spirito con l'universo. Lorenzo, se lo hai a disposizione direi di far partire Jimi Hendrix, il celeberrimo Star Spangled Banner.
Jimi Hendrix, in un'esecuzione che divenne celeberrima dal palco di Woodstock, Jimi Hendrix, che secondo molti esperti e critici è considerato il più grande chitarrista rock della storia, ma che anni fa non era stato inserito nei primi 20 posti di una classifica che era stata un po' allestita, non si è ben capito con quali criteri, sicuramente non molto corretti. Se tu non mi metti, cioè Jimi Hendrix me lo devi mettere tra i primi tre, magari preferisci, c'è chi preferisce, io conosco meno ma è un grande, Eric Clapton, c'è chi preferisce anche Van Halen, Eddie Van Halen, poi ce ne sono ancora di che io conosco meno, però i nomi alla fine sono quelli lì, poi ci sono dei virtuosi meno conosciuti, che magari è anche bello andare a scoprire, ma quando si parla di classifiche ovviamente si parla di situazioni di spazi condivisi. Jimi Hendrix, che era anche formidabilmente dotato di tutte le virtù, tra tutte le virtù la più indecente. Sì, addirittura c'è questa leggenda metropolitana di una nobildonna, un'artista, forse italiana, che eseguì appunto un calco delle sue pudenda, che a quanto pare erano particolarmente voluminose e rigogliose. E finisco, mi taccio per non arrossire. Tra l'altro Jimi Hendrix, che aveva anche, pensate, sangue Cherokee, era anche tra i suoi, diciamo, le sue ascendenze etniche, se si può dire ancora etnico. La conoscenza parla, diceva Hendrix, la saggezza ascolta. Tra l'altro l'esecuzione di questo Star Spangled Banner suscitò grande scandalo, perché per molti era un'esibizione anti-americana, invece no, perché se sei anti-americano non esegui l'inno americano, anche se lo distorci. È un'esecuzione che dimostra, che porta con sé un'espressione di dolore, quasi io direi universale. È il dolore, io direi che è un dolore, riesci con la chitarra, Jimi Hendrix, a comunicarci l'immenso vuoto, l'immenso dolore delle persone escluse, di chi si sente escluso, di chi sente di non far parte, e sente magari ancora di più di non far parte perché lui non può farne parte, non solo perché è escluso dagli altri, e diventa particolarmente devastante, perché poi è una solitudine cosmica. Chi vi parla dice che sostiene di avere un superpotere, cioè io non ho paura della solitudine, anzi, poi ho scoperto che non è del tutto vero. E in ogni caso la solitudine cosmica non è la solitudine di cui parlo io. Allora, andiamo avanti, poi me lo ricordo quando ci fu il conteggio. Scognamiglio, c'era una voce di questo genere. 1994, un parvenu per la politica, un personaggio sicuramente conosciuto, di una famiglia, una schiatta meneghina di primissimo piano, Carlo Scognamiglio, venne eletto, Forza Italia, venne eletto presidente del Senato. Ci fu un po' di maretta, perché si diceva, si pensava che Berlusconi avrebbe concesso la presidenza del Senato, c'è chi dice a Spadolini, c'è chi dice a Napolitano. Invece vi ricordate quando Napolitano fa il discorso, mi sembra alla Camera, capogruppo alla Camera, Napolitano, andando contro ogni protocollo, Berlusconi andò a stringere la mano a Napolitano, poi alla fine però vinsero gli interessi, diciamo, di bottega, come è giusto e come funziona in democrazia, e quindi il Senato, alla Camera Pivetti Lega, al Senato Scognamiglio Forza Italia. Era anche è ancora vivo, Baresotto di nascita, è stato anche un valente velista, tra le altre cose. Di lui politicamente non si hanno grandi, se devo essere sincero, grandi ricordi, ma un po' il destino. Il presidente del Senato
è sempre destinato all'anonimato. 13, ore 13, allora ascoltiamo un brano e poi rientriamo, proseguiamo questi genetriaci. Ripeto, se volete intervenire, i telefoni sono spalancati, le linee sono apertissime, sono aperte a compasso. Arrossisco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Cosa aspetti? Noi non facciamo aspettare chi è in linea. Prima telefonata del giorno, la parola a chi sarà. Pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito di ciao. Matera. Un abbraccio, ma mi hai dato una botta di gioventù e oltretutto io sono più vecchio di te, comunque di 5 anni, ho 70 anni. Certo che da boomer, come non dimenticare Bob Dylan? Non l'hai nominato Bob Dylan, dai. Vito, intanto grazie per la telefonata. Parlavo dei chitarristi, parlavo nelle classifiche. No, Bob Jimi Dylan. Hendrix,
Sì, Jimi Sì, Hendrix. infatti, No, era infatti era quello che rompeva le chitarre, no? No, quello che rompeva le chitarre era di un gruppo, anche lui forse, però c'era un altro di un gruppo che adesso non ricordo, che è presente comunque in Blow Up di Michelangelo Antonioni. C'è una scena in cui c'è questo gruppo londinese e Jeff Beck era il chitarrista. Jeff Beck era quello, e Jeff Beck, che prima non ho nominato, è considerato uno dei massimi chitarristi della storia. Io ho Infatti, nominato mi ricordo. chitarristi perché ho No, sì, nominato sì, sì, anche Van Halen, Van Allen, prego. sì. Tutto un periodo che... Grazie per la musica che metti. Un abbraccio, ciao, lascio lo spazio agli altri ascoltatori, ciao. Grazie a Vito. Io personalmente, e non sono da solo, prediligo molto anche la chitarra di Robert Smith dei Cure. In un'intervista Robert Smith disse: a me non interessa diventare il un fottuto numero uno dei chitarristi. Uso proprio i chitarristi, si sente, è mia origine, i chitarristi si sente proprio, io dico, uso proprio questo termine, tradotto Facchius era stato, non so, comunque mi interessa essere unico, esprimere un suono che sia riconoscibile, e direi missione compiuta. Poi l'ultimo album è il più bel disco della storia, il più bel disco della storia di sempre, è il più bel disco che c'è, il più bel disco che ci sia mai stato, il più bel disco che mai ci sarà, è il più bel disco di tutti i tempi che ci sono stati, di tutti i tempi che non ci sono stati, di tutti i tempi che saranno e di tutti i tempi che non saranno. Sto esagerando, sono iperbolico. Sapete che c'è qualcuno però che, credo anche Luca da Brescia, che talvolta manda i messaggi, credo ci sia qualcuno che condivide abbastanza. Comunque è un disco che sta, non significa nulla, però è il disco più venduto da una piattaforma online, per la vendita online. Invece la nostra è una piattaforma anche per i vostri interventi. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Sì, Ciao buongiorno. Pierluigi, buongiorno. Stavo sentendo la radio, non avevo capito se ero su Radio Buscadero o Radio Libertà. Comunque hai preso Non due conosco PC. Radio Buscadero. No, io prendo la rivista di Buscadero, che è mitica da una vita. C'era Paolo Carudi Galarate, che era un centro dischi internazionale, che è morto da qualche mese, però una grande persona. E c'era l'epoca dei dischi che tu stai sentendo. Infatti io pensavo, ho detto, ma ho sbagliato radio, invece parliamo di musica ed è importante questo. E No, abbiamo preso scusami, un piccione. per specificare, perché magari l'ho detto all'inizio, è perché oggi è il genetiliaco di Jimi Hendrix. Allora stai lì, sto mandando brani di Jimi Hendrix, poi sai da cosa nasce cosa. Prego, scusami, prego, parla pure. Benissimo, niente. Poi comunque tornando sulla politica, vedo io, essendo uno dell'epoca del 68, che l'ho vissuta all'epoca in Milano, Piazza San Babila, tra gli scontri tra la sinistra, dell'Eschimo, vedo una cronologia attuale che mi riporta un po' a quei tempi. C'è un clima che non mi piace molto. Prima o poi secondo me ci scappa un morto, perché questi di sinistra ne stanno facendo il diavolo a quattro. Ne è un esempio con Landini, che sta fagocitando le classi operaie con scioperi che prima non c'erano quando c'era la sinistra, chissà perché. E è sul caso per esempio di quello che è successo per Corvetto l'altro giorno, quando si mette alla gogna dei militari che fanno il loro dovere. Mi sento dire parenti, con tutto rispetto della persona, per l'amor di Dio, perché non si scherza sulla vita delle persone, però se ce ne si va anche a cercare, uno scappa un po' di blocco, evidentemente qualche problema ce l'ha, con addosso 2000 euro, degli orologi rubati, questa e l'altra, la cocaina, poi mi scappi e mi dici, i parenti dicono voglio sapere chi ha ucciso mio figlio. No, momento, ma ci mettiamo i puntini sulle i, che qualcuno se le cercate le rogne, perché io a casa mia nella mia epoca non facevo queste cose, mi fermavo al posto di blocco anche se avevo fatto la cazzata, quindi vuol dire che qualche problemino c'è. Comunque tante cose, Luigi, e andiamo avanti così. Ciao caro, ciao. Grazie. Inutile, sarebbe pleonastico aggiungere. Posso aggiungere che noi boomers, se combinavamo qualche guaio, i nostri genitori non dicevano: "Oh, chi ha fatto questo, chi ha fa", chiaramente provavano un dolore sconfinato e terribile, ma provavano anche vergogna,
se il figlio aveva sbagliato. E invece evidentemente le cose non funzionano così. Qui a Milano poi c'era da aspettarselo che le cose precipitassero, sono anni che dopo parleremo dell'egemonia culturale della sinistra, però c'è un atteggiamento generale di permissivismo che è quello dominante, non quello più diffuso. Per cui quando hai quel consigliere trans, consigliera, ripeto, se fossi in Germania mi sarei già preso 10.000 euro di multa per aver detto consigliere e non consigliera, che ha attaccato pesantemente più volte in TV, poi non l'hanno più mandata in TV, o non hanno più mandato in TV questo signore, perché forse han capito che non era proprio il massimo del pop, e attaccava quel ragazzo che fotografa e filma le borseggiatrici in metropolitana. E ve l'ho detto, e lo ripeterò sempre, le borseggiatrici colpiscono i più deboli. Questo dovrebbero capirlo anche coloro che le sostengono. Sapete, a me poco importa che siano quando mi derubano e mi hanno portato via i soldi, mi han portato via la carta di credito, mi han portato via, sì, c'ho la carta di credito, sono un piccolo borghese anch'io come tutti, va bene, e ho lavorato e sudato per diventarlo anche se non avrei mai voluto. Poi quando mi portano via i documenti e quando mi umiliano, a me non interessa che siano un po' alla società, a me interessa che mi è stato fatto un enorme torto. Quando mi entrano in casa per derubarmi e è stata violata la mia privacy. Cioè, avete presente trovarsi in casa un estraneo che sta rubando? Chi l'ha provato sa che non cosa si prova. E se chi si trova in casa un estraneo, uno zingaro che non ruba, come dicevo ai tempi di Mai Più Senza, e gli dice: "Prego, accomodati, guarda che ti offro un bicchierino, vuoi bevi alcol, vuoi Coca-Cola?" Bene, tu fai così, ma io sono legittimato ad essere incazzato nero se mi trovo uno che mi deruba in casa e ho pieno titolo di essere incazzato nero. Ma poi l'ascoltatore di prima volevo dirgli che sente climi pesanti, quelli degli anni '70. Io avevo detto tempo fa, avevo espresso il mio pensiero, non so però se sia valido e se sia anche pericoloso. Mi sembrano quelli di adesso mi sembrano troppo scarsi, troppo ridicoli, troppo. Avete visto quelli di ultima generazione, quando non gli sono più arrivati i soldi da quell'associazione americana di miliardari, non gli è arrivato più il grano, e quando hanno trovato un giudice che gli ha dato 60.000 euro di multa. "Oh, non potrò andare a fare un viaggio in America quest'estate." E allora improvvisamente non ci sono più monumenti devastati, non ci sono più azioni. Poi spero di aver ragione, ma è solo un pensiero in libertà. Andiamo avanti, con cose più leggere, perché stavo dicendo Lorenzo mi sta fregando, è uno juventino, è un gobbo malvagio. Allora, adesso sono andato a vedere, ti avevo detto Cabrini, Bettega, allora andò così: azione Aston Villa, Juventus, quarti di finale andata 1983, Coppa dei Campioni come si chiamava allora. Devo dire che anch'io, che sono un anti-juventino naturale, sono rimasto a bocca aperta perché l'azione è particolarmente bella. Se la vai a vedere la ritrovi su YouTube. Colpo di tacco di Bettiga prima finta il cross, poi rientra, fa colpo di tacco per Cabrini, favoloso cross di Cabrini, gol di Paolo Rossi. Quindi poi, la Juve poi quell'anno lì me lo ricordo perché Hamburgo-Juve, Magath santo subito, ma quello è un altro discorso. Però nulla toglie che, la prestazione di quella Juve, a Londra, sia stata memorabile. Andiamo avanti perché, ci sono i genetriaci che non aspettano. Una voce che per anni è stata la voce di RPL2, mhmm, subito dopo Radio Padania abbiamo avuto il periodo RPL. Una voce, una a mio avviso una delle più autorevoli, delle più, ricche, colte che abbiamo mai avuto in questa radio e che ci siano in circolazione. Ugo Volli, semiologo, grande, ho avuto modo di intervistarlo, di parlarci, grandissima persona, grandissima figura di intellettuale studioso, fantastico. È stato davvero, un 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 gran colpo all'ora di Giulio Cainarca. Poi abbiamo appunto
Fabio Treves, il blues meneghino di Fabio Treves. La mettiamo una di Fabio Treves, così sentite un po' cosa sono capaci i milanesi quando si mettono a far blues. Anche lì sono bravi, a cipicchia, a ciderboli, ma non tutti, perché c'è tanti tipi di milanese. Ce ne sono certi che sinceramente è meglio che non dica cosa ne penso, perché direi cose oscene. Prego.
Ecco, forse era la pronuncia denuncia l'origine italiana, ma il resto mi sembra fosse grandissimo blues. D'altronde c'è allora, non posso essermi esperto, discreto appassionato di blues, uno dei brani blues più belli che avevo mai sentito è Il tempo di morire di Lucio Battisti, credo con un accordo, un accordo e mezzo, ed è strepitoso, è un blues che ti viene proprio dal profondo della terra. Allora, c'è un intervento di Giorgio da Udine che un po' mi corregge: le distorsioni di Hendrix nell'inno americano sono aeree impicchiate, conseguenti esplosioni delle bombe contro il Vietnam. Quindi anche, è vero, c'era in quegli anni c'era una fortissima lacerazione sulla guerra in Vietnam, e quello sì, è anche sicuramente è stato interpretato politicamente, è vero, anche come un brano pacifista. A me è piaciuto eh, cogliere proprio invece la poetica di questa esecuzione drammatica, dolorosa, però questo sicuramente. Tra l'altro lo sapete che Jimi Hendrix non sapeva leggere, come si dice anche di Paul McCartney, non sapeva leggere lo spartito, dovevano mettergli, non so, i colori, i numeri per fargli fare gli accordi giusti, o una cosa del genere, insomma lui andava a orecchio, ecco, perché stavo dicendo una mezza bestialità. Non sapeva, però lui non sapeva leggere le note, però andava andando a orecchio, e ha fatto quello che ha fatto. Andiamo avanti invece di andare a orecchio. Catherine Bigelow. Catherine Bigelow è stata la regista, che la prima regista donna a vincere l'Oscar. Secondo me lo vinse per Hard Rocker, filmaccio, secondo me, proprio credo sulla guerra del Golfo. Invece l'avrebbe meritato per Strange Days, un film del 96, quindi un po' di anni prima. Lei è stata la moglie, ex moglie di Cameron, e lei lo vinse prima l'Oscar. Se non sbaglio, lei vinse l'Oscar per Art Rocker quando Cameron si aspettava gli Oscar per Titanic, o Titanic come caspita si pronuncia, e pare che si siano incrociati alla cerimonia, già separati, e si siano guardati lei abbia guardato lui con perfidia e lui abbia dovuto incassare. Poi si è rifatto con quel filmaccio che si chiama Avatar. Un giocatore di basket, ecco, per esempio, ai miei tempi, quanto la uso troppo sta frase, il calcio era già lo sport più importante, ma c'erano protagonisti di altri sport che venivano citati, e uno di questi, adesso la pallacanestro è completamente sparita, era Dražen Dalipagic, serbo, 1,97 m, 107 kg, ha fatto grande la Reyer Venezia. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Buongiorno. Allora, una notizia su Trump che l'ho letta oggi. Noi della Lega, anche se il compito non è più nostro, signor Pellegrini, di fare come Trump. E adesso vi dico cosa farà lui quando si insedierà alla Casa Bianca per gli immigrati. Cioè ci saranno proteste di piazza, scontro col governatore della California e timore per l'ipotesi di usare il Pentagono per la più grande deportazione di massa della storia americana. Allora, per attuarla, rivela il Wall Street Journal, i suoi consiglieri stanno valutando nel primo giorno di insediamento una dichiarazione di emergenza nazionale, cioè le strutture militari per la detenzione e aerei militari per le espulsioni. Questo mentre i dirigenti del Pentagono stanno tenendo discussioni su cosa fare. E poi la futura amministrazione starebbe anche valutando per incoraggiare gli immigrati ad andarsene volontariamente, forse rinunciando a un divieto di 10 anni per il rientro. Recentemente, tuttavia, il Taikon ha detto che non è una questione di costi, ma è il fatto che non abbiamo scelta. Tutto qua, quello che ha detto Trump. Io lo saluto e buona giornata. Forse rinunciando a un divieto di 10 anni. Ecco, la signora Lisetta, se vuole richiamare, è caduta la linea, può richiamare quando vuole per completare questo panorama che ci stava presentando.
Io intanto vado avanti, sincronicità junghiana, perché scopro che oggi è il genetriaco di Evelina Cristian, che compie 97 anni, no, un po' di meno. Allora, su Evelina Cristian bisognerebbe domandarsi a cosa serve, perché francamente non si capisce a cosa serva questa signora. È stata anche m'ha avuto svariati incarichi, ma, non si è mai capito cosa abbia fatto e cosa sia servita. L'unica cosa che si sa che è stata amica in giovinezza nella sua giovinezza, di Gianni Agnelli, e quello che mi ricordo io, caro Lorenzo, mentre tu sei uno juventino molto gradito, lei non lo è. È, una gobba, ma non è perché è juventina che è sgradevole, perché si abbandonò a considerazioni razziste nei confronti di Toir. Prese in giro il presidente dell'Inter, che era un asiatico, indonesiano, per il suo aspetto. Se avesse fatto qualcun altro, sarebbe stato impiccato a piedi in giù come il duce. L'ha fatto Evelina Christian e nessuno ha detto niente. Quindi significa che è figlia di una grande rete di potere, però ciò nonostante non si capisce a cosa serva. Sincronicità junghiana perché grande polemica tra un esponente dei Fratelli d'Italia, e Giuli, il ministro della cultura, che ha nominato Christine direttrice del museo egizio. E Crosetto, che è un po' un plenipotenziario del Piemonte per Fratelli d'Italia, si è lamentato, ha detto: avete nominato una che è nemica di Fratelli d'Italia, com'è possibile? Secondo me che legittimamente se vai a nominare un avversario, scusa, che politica mi stai portando avanti se mi nomini Christiane? Giuli, allora, forse è tornata la signora Lisetta. Ecco, era caduta la linea, prego, di nuovo a lei la parola. Allora io ripeto tutto quanto quello che ho detto, signor Pellegrini. Allora, noi della Lega, anche se il compito non è più nostro, di fare come Trump, e adesso vi dico cosa farà lui quando insomma si sedierà alla Casa Bianca, perché mi sembra che è a gennaio che lui andrà Sì, su, il per 20 gli gennaio. immigrati. Allora, ci saranno proteste di piazza, scontro col governatore della California e timori per l'ipotesi di usare il Pentagono per la più grande deportazione di massa della storia americana. Per attuarla, rivela il Wall Street, che è un giornale, i suoi consiglieri stanno valutando nel primo giorno di insediamento una dichiarazione di emergenza nazionale e strutture militari per la detenzione e aerei militari per le espulsioni. Questo mentre i dirigenti del Pentagono stanno tenendo discussioni su cosa fare. La futura amministrazione, signor Pellegrini, starebbe anche valutando modi per incoraggiare gli immigrati ad andarsene volontariamente, forse rinunciando a un divieto di 10 anni per il rientro. Recentemente, tuttavia, il TAICON ha detto che non è una questione di costi, ma è il fatto che non abbiamo scelta. Questo è quello che ha detto Trump. Evviva Trump! Io la saluto e buona giornata. Grazie signora Lisetta, io vado a chiudere i genetriaci ricorrenze. Lupus in fabula, si parla di uno juventino, ma è uno juventino fuori, diciamo, dai canoni, perché ha giocato, pensa, prima nella Lazio, è stata una bandiera della Lazio, interruppe la carriera per il calcio scommesse, riprese nella Juve con la quale vinse uno scudetto nel 1986 e poi andò alla Roma. È stato un giocatore formidabile, oggi sarebbe un giocatore da Real Madrid, secondo il mio modestissimo arbitrario avviso. Lionello Manfredonia, che poi ebbe anche un acciacco, un ictus, comunque adesso sta bene. Mariana Simionescu, un tennista, arrivò al 7° posto delle classifiche, ma diciamo diventò famosa per essere stata l'amorosa, la fidanzata di Bjorn Borg. E poi Roberto Mancini da Iesi, che ha vinto in Italia, ha vinto all'estero, allenatore del Chelsea come calciatore, è riuscito a vincere lo scudetto alla Lazio e alla Sampdoria e a vincere la Coppa delle Coppe alla Lazio e alla Sampdoria, scusate se è poco. Come giocatore è stato pazzesco, è stato un giocatore fantastico. Poi era coevo di fenomeni come Baggio, Zola, eccetera, e quindi c'era
un bel gusto quella volta nel calcio. 13:30, dai che ce la faccio velocemente. Un dato Istat: diminuiscono le coppie con i figli, meno 14%. Aumentano le madri sole con i figli, più 35,5%. Diminuiscono le coppie senza figli conviventi, meno 3% rispetto. E i nuclei monogenitoriali, ovvero padri e madri soli con uno o più figli, che passano da circa 2.650.000 nel 2011 a più di 3.800.000 nel 2021. Ho fatto un segno stranissimo stanotte. Parlavo con ero di nuovo tornato da dove vengo e stavo parlando, avevo conosciuto una ragazza giovane che era incinta e io e nel sogno ho detto: ma chi è il padre? Chi è il fortunato? Mi sono reso conto che aveva fatto una domanda oscena, mi sono detto: ah, che cretino, che cretino. E questa nel sogno mi ha rivelato che lei aveva avuto una figlia grazie a un'amica, si era fatta inseminare, aveva l'inseminazione artificiale perché aveva scelto di avere un figlio senza padre, quindi una ragazza monogenitoriale. E io mi sentii sorpassato nel tempo. Ce l'ho sentito stanotte. Allora, il sondaggio SVG velocissimo, la 7 committente. Abbiamo allora Fratelli d'Italia 29,4, PD 22,6, 5 Stelle 11,2, Forza Italia 8,9, Lega 8,7, Verdi Sinistra 6,8. Pubblicità. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci con Oltre la pagina. Stiamo cercando di metterci in contatto con il professor Silverio Allò, studioso di geopolitica, per riprendere un suo articolo apparso su OFCS.report. Si parte dal discorso di Putin rivolto ai paesi che stanno appoggiando l'Ucraina per l'uso, l'impiego dei missili a lunga gittata contro la Russia stessa, e poi ci sono un po' di considerazioni che lui ricostruisce partendo anche dalla biografia di Angela Merkel, che in Italia è uscita giusto ieri, tra l'altro. Freiheit, 700 pagine. Allora, aspettando di metterci in collegamento, io vado a leggervi alcune agenzie. L'ANSA, l'apertura dell'ANSA è ok del Parlamento europeo alla Commissione con solo 380 sì. Von der Leyen il centro tiene. La maggioranza si spalca sul canone Rai, richiamo di Meloni, Fratelli d'Italia vota con l'opposizione. Allora, tutti quelli che come me non amano che gli venga portato via i soldi per il canone Rai, che se lo ricordino. Forza Italia vuole che continuiamo a pagare il canone Rai in pieno. Poi abbiamo cresce la povertà sanitaria, 463.000 chiedono aiuto per i farmaci. Questo è il quadro che ci offre l'ANSA. Niente da fare. Domani, tra l'altro, vi anticipo che parleremo con Pietro De Leo del voto della Commissione. Poi magari con Pietro faremo anche un quadro su questa scaramuccia sulla Rai, quanto può incidere. Francamente, tanti anni che seguo la politica, sono scaramucce come se ne sono viste. Altre si porta a casa il successo di Fitto, vicepresidente esecutivo con poteri esecutivi della Commissione europea, e poi vediamo anche altre notizie. Meloni irritata, si riesce a fare la tregua in Libano ma non sulla Rai. Sì, del Parlamento europeo. Biden chiede 24 miliardi per Kiev, Musk non va bene. Affitti brevi e col codice identificativo, fuorilegge una struttura su 3, multe fino a 8.000 euro. E poi lo stop del governo alla decontribuzione sud può far saltare 25.000 posti di lavoro. Maxi operazione contro lo streaming illegale, smantellata rete europea con 22 milioni di utenti. La pirateria. Il blitz è stato condotto dalla polizia su mandato della procura di Catania, perquisizioni in Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. Il procuratore Curcio, un guadagno di circa 3 miliardi l'anno. Poi andiamo a vedere Dagospia, l'apertura di Dagospia riguarda allora il canone Rai, eccolo qua, vi dicevo prima, Evelina Christien che no, questo è il mistero dell'esercito di terracotta italiano. Allora, c'è una telefonata, quindi teniamo le linee aperte in attesa di metterci in collegamento con Silverio Allocca, vediamo se ci riusciamo. Intanto la parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto Maurizio. Intanto complimenti per la trasmissione, sempre molto interessante, però non ho sentito ancora
un commento sul fatto che Fratelli d'Italia in Europa, come era poi previsto con tutte le operazioni baci e abbracci fra Ursula e lei, ha votato sì al governo di Ursula von der Leyen, quando gli altri hanno votato no. Quindi ancora questa va in giro, nonostante ci siano delle posizioni diverse in Italia, sia con la guerra in Ucraina che altre posizioni, ma anche baci e abbracci perché ha messo scritto allora lei ha votato sì a nome dell'Italia. Queste cose i cittadini le devono sapere, parliamone. Grazie Pellegrini, buon lavoro. Grazie Maurizio, ne parliamo sicuramente domani con Pietro De Leo. Posso rispondere per quello che è un problema, secondo me, che va oltre la situazione contingente dei Fratelli d'Italia, Lega, che ne votano in modo contrario, e la composizione del Parlamento europeo che permette, che comporta anche, no, situazioni, perché chi sta nello stesso schieramento in Europa magari è l'un contro l'altro nel proprio paese di origine. Se vi ricordate, scusate, Forza Italia è sempre stata nel PPE, però c'erano forze del PPE che erano assolutamente in Italia contrarie a Forza Italia, quindi questo sono diciamo quello che deriva da una composizione del Parlamento europeo, dai meccanismi del governo europeo che francamente non sono proprio così diretti come forse sarebbe meglio fossero. Qui vi riporto una truffa che vediamo un po'. Non è scatologia, non è scatos, ma non uso la parola che usa Dagospia, potete immaginarla, finisce per Erda, inizia per M. La banda dello spurgo mi ha rapinato. Vicino Roma un gruppo di criminali, con la scusa di eseguire spurghi fognari, inondava gli appartamenti di liquami per truffare ed estorcere denaro agli inquilini. Gli operai, che si facevano pagare 500 euro prima di eseguire il lavoro, aggravavano il danno ostruendo gli scarichi. Il malcapitato, con la casa sommersa di Macca, non aveva scelta se non quella di accettare il lavoro d'urgenza pagando migliaia di euro alla ditta. 13 gli indiziati, 30 le denunce. C'è un'altra telefonata. È linea aperta, quando allora parliamo tra di noi, poi probabilmente ci sono dei problemi, perché di solito insomma, se vedo all'occa i collegamenti sono sempre... So che ogni tanto però mi diceva dove abito ci sono problemi di ricezione, non vorrei che ci sia stato qualche problema col cellulare, ma è un argomento così importante e interessante che se non riusciamo a condurlo in porto in questa trasmissione ve lo riproponiamo di sicuro, perché molti di voi che diciamo stanno, non dico con Putin, ma fin dai tempi del 2022, quante telefonate sul Donbass eccetera eccetera, ascoltate quella trasmissione, perché intanto va verso i vostri convincimenti, ma va verso i vostri convincimenti portando tanti argomenti, tante informazioni sugli interessi che ci sono dietro, che sono spaventosi. Sto facendo aspettare chi è in linea, la parola chi ce l'ha. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrini, sono Mario, complimenti per la trasmissione. Senta Pellegrini, è quello che ha votato Forza Italia stamattina contro il canone RAI, l'abbassamento del canone, non c'è da stupirsi. Forza Italia è un partito di plastica, nato e cresciuto negli ambienti Mediaset di Cologno Monzese. Non è antica, è un partito storico di popolo come può essere la Lega, Fratelli d'Italia o anche il PD che viene dal Partito Comunista. Cioè partiti cresciuti con lacrime e sangue nelle sezioni, nei manifesti, nelle assemblee. È un partito di plastica che risponde alla famiglia Berlusconi. E quindi lì c'è il problema del tetto della pubblicità, Mediaset e tutte queste cose qua. Quindi qual è lo stupore?
Noi ci siamo alleati con un partito di plastica. Forza Italia, cioè Fratelli d'Italia e Lega possono anche litigare, ma sono partiti che vengono dal popolo, dal vecchio movimento sociale e dalla Lega che esiste da 40 anni. Forza Italia è plastica. E poi una chiosa finale. Sono contento del fatto che Trump abbia messo il 10% di dazi sulla Cina. Non so se lei, Pellegrini, ha avuto occasione di vedere che cosa sta facendo il fentanyl prodotto in Cina. Va bene, in alcune città americane stanno distruggendo un'intera generazione di giovani, centinaia di migliaia di morti ogni anno, gente che brancola praticamente per le strade zigzagando come morti, cascano per terra. È una droga devastante, la più devastante sia mai esistita. Io gli metterei il 100% di dazi, perché il regime nazi-comunista della Cina ci vuole distruggere anche così, senza combattere, con l'esportazione di quella terribile droga. Non so se lei ha avuto occasione di vedere certi filmati TV, ma è veramente devastante. Grazie. Passati un po' di mesi. Non avevo aperto il microfono, scusatemi. Allora, rispondo a Mario. Ne avevamo parlato un po' di mesi fa, poi la quotidianità fa sì che su certi temi, che certi temi vengono persi di vista, e il tema del fentanyl non va perso di vista nella maniera più è un dovere, ma non come giornalista, come persona, perché ho visto anch'io Mario, e me ne ero occupato, avevo seguito grazie a un bellissimo servizio che aveva fatto Maurizio Tortorella per Panorama, e Maurizio Tortorella ci spiegava in quel servizio, in quell'articolo, e poi spiegò anche ai nostri microfoni come ci fosse la Cina dietro, no? Giustamente tu hai detto che sei contento per i dazi verso la Cina, perché purtroppo ci sono proprio la Cina che interagisce con i narcos messicani, e fa entrare nel mercato statunitense questo stupefacente devastante, perché costa poco, perché viene spacciato in qualche modo addirittura come antidolorifico. Credo che abbia fatto uso di fentanyl per i fortissimi dolori di schiena. Prince, qualcuno disse che sia morto qualcuno scrisse che fosse morto per quello, perché avendo dei grandi dolori di schiena usava l'unica diciamo cura che lo facesse stare meglio era il fentanyl. Ripeto, è stato riportato neanche sui giornali, riportato sui giornali come voce che circolava sul web, quindi potrebbe essere una bufala pazzesca, ma per capire comunque, cioè, per dire quanto questa sostanza sia comunque diffusa, se poi viene citata in questa maniera. Allora, ancora niente, Silverio Allocca, io non vi anticipo quello di cui parleremo perché sicuramente torneremo a parlarne con lui. Era comunque, voglio ribadire, che partendo dal discorso di Putin, partendo dalla biografia di Angela Merkel, poi ci sono delle considerazioni sul fatto che la Cina abbia grande interesse dal conflitto est-ovest. Riporta anche un pensiero di Giscard d'Estaing di 50 anni fa, osservava Giscard d'Estaing che ci fossero due assi contrapposti, quello est-ovest militare e quello nord-sud commerciale, e diceva che gli equilibri mondiali si reggono un po' sul posizionamento di queste assi. Anche adesso è così, ma la Cina potrebbe essere quella che invece, facendo saltare il banco, facendo saltare gli assi, può avere una posizione di grande rendita. Parlavo dei territori acquisiti in Ucraina. No, l'Ucraina mise in vendita i propri territori, per motivi per motivi economici, evidentemente, dovendo pagare comunque una percentuale al Fondo Monetario Internazionale, perché vendette i propri territori agli stati, insomma, non proprio una situazione di mercato. Tra gli acquirenti di questi territori c'era la Xinjiang Production and Construction Corps.
questa è una notizia famosa tra l'altro. Vi ricordate, anni fa si scoprì che la Cina aveva comprato in Ucraina un'area grande come il Belgio. Ecco, riporta il professor Allocca che questa Xinjiang Production è in realtà un'organizzazione paramilitare, quindi anche qui altra situazione. E poi appunto gli 8.000 chilometri quadrati venduti a multinazionali europee, americane, addirittura all'Arabia Saudita, e questo appunto circonda quello che sta succedendo in Ucraina di aspetti che devono essere presi in considerazione se si vuole avere una visione più completa. Allora, io chiedo scusa, naturalmente sono gli inconvenienti della diretta, come diceva De Cuius. Andiamo avanti leggendo un po'. Abemus von der Leyen bis e Mosso Gazzi per Ursula con 376, 282 no, 36 astensioni. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese la squadra della nuova Commissione europea presieduta da von der Leyen. Ursula ha ottenuto il voto favorevole solo del 51% degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea. La rivolta dei fighetti contro Musk, il St. Pauli, club tedesco che milita in Bundesliga, lascia ex accusando il social di essersi trasformato dopo l'acquisto da parte di Elon Musk in una macchina d'odio dove il razzismo e le teorie del complotto si diffondono senza ostacoli. La squadra, creata nel quartiere Luci Rosse di Amburgo, è il club della controcultura per eccellenza, anarchico pro LGBT quando ancora non era di moda, e antifascista. Si tratta della prima squadra di calcio, probabilmente Musk sopravviverà anche a questo durissimo colpo, no? Direi. Un Rambo alle cime di Rapa, arrestato Bisceglie, un 41enne che aveva in casa un arsenale da guerra, tra pistole semiautomatiche, proiettili, tritolo e bombe carta. Vediamo qui. E anche oggi Mattarella assesta un gancio a Salvini e Meloni. Intervenendo all'assemblea di Confartigianato, il capo dello Stato commenta indirettamente lo scontro tra il ministro dei trasporti e i sindacati. Auspico che il confronto tra istituzioni e parti sociali sia sempre aperto e costruttivo. L'aumento degli artigiani tra gli immigrati è un segnale positivo, aiuta ad arricchire competenze e mestieri, sviluppa talenti e innova i mercati. Un altro messaggio, sempre Maurizio. Vergogna prevista da Fratelli d'Italia, votato a favore del governo Ursula. Vergogna, ancora vergogna, scrive Maurizio. Facciamolo sapere con i suoi abbracci e desideri di piacere a tutti i potenti solo per prestigio personale. Vero Meloni? Questo è un messaggio molto critico, comprensibilmente anche critico. Però ripeto, è una situazione articolata e complessa. Certo, Meloni, la Meloni di governo non è la Meloni di lotta, sono due atteggiamenti molto differenti, questo va senza dubbio. Però quello che ho cercato di spiegare prima, sulla proprio magari ho spiegato cose che non serviva neanche a risapute, ma volevo ricordare appunto la composizione particolare, no? Alleati a Bruxelles e nemici in casa, e questo comporta poi sempre, per questo poi le commissioni europee sono sempre assembramenti di tutti insieme più o meno appassionatamente. Ancora cessato il fuoco in Libano, ecco, è una buona notizia. Festa in strada a Beirut, Hamas, pronti alla tregua anche noi. Corvetto, la rabbia dei Maranza per la morte di Rami. L'hanno ucciso. Il padre, ci dissociamo dalle violenze. Beh, guardate, metti in condivisione, Lorenzo, scusami, che poi credo che gran parte di voi le abbiano viste queste immagini, però Vincent ieri mi aveva girato anche un filmato privato che ci sta, di chi abita in quella zona, e guardate se Milano deve essere ridotta così. Poi siamo le solite,
è colpa nostra, eh. Cioè, attenzione che poi questi o fanno finta di niente, o abbozzano, o è colpa nostra. Questi di sinistra. È colpa del fascismo discriminatorio che confina gli immigrati in ghetti dal quale possono uscire solo con la violenza e il crimine. Ma brodo. Lavorare mai? Cioè, io ho scoperto da quando sono qui e lo scopro perché magari mi viene comunicato, mi viene trasmesso. Lo scopro dai cognomi. Qui a Milano ci sono innumerevoli, immigrati di seconda, terza e quarta generazione friulani e veneti. Scusate, ma, la banda della Gubana non si è mai sentito. Quindi l'associazione Grappa Violenta non si è mai sentita, quindi per favore, perché loro ti dicono così, quando loro, con le loro politiche permissive, che non prevedono però, anche delle contromisure, per loro è un po', il Candido di Voltaire, no, il mito del buon selvaggio, lo straniero, l'immigrato è buono a prescindere, se diventa cattivo è colpa nostra e non si preoccupano invece, di chi delinque, di chi buono non lo è per un miliardo di motivi. E tra l'altro poi ci sono dietro interessi per cui non gli interessa neanche rendersi conto. Quello che ho già detto e voglio ribadire per esperienza, per presa di diretta, presa visione diretta, perché all'epoca, mi muovevo a Treviso, e ho visto con i miei occhi quello che è cambiato a Treviso. Basta con questa storia, c'è la destra al governo, deve pensarci. No, no, no. Le città, nelle città, l'ho già detto, è risaputo, ma io l'ho visto con i miei occhi, quindi testimonianza diretta. Il sindaco può tantissimo, può tantissimo. Quella volta, sto parlando 1995, sto parlando dello sceriffo, sto parlando del grande, mitico Giancarlo Gentilini, persona che ho avuto anche il piacere di conoscere, straordinaria, amministratore straordinario. Piovvero le accuse più infami di razzismo, mandarono addirittura la CNN, credo, o comunque un'emittente americana a fare il servizio sul razzismo a Treviso. Sapete perché? Perché aveva tolto le panchine dai giardini pubblici. Perché le aveva tolte? Perché erano il luogo di appoggio per gli spacciatori in pieno pomeriggio. Siccome io quelle cose le ho viste, perché un anno, studiavo a Treviso, c'era il quinto anno del liceo artistico, e quindi passavo, no, proprio ho fatto il periodo prima di Gentilini e il periodo dell'inizio di Gentilini e mi ricordo che proprio c'era il parchi davanti alla stazione, vedevi proprio questi immigrati che erano che erano chiaramente degli spacciatori. E poi lui quando ha fatto togliere sono spariti. È sparito lo spaccio? Questo non lo so, ma intanto vogliamo rendergli la vita difficile agli spacciatori oppure, li lasciamo spacciare liberamente? Gentilini c'è riuscito, così come ho visto sia in città medie e piccole, capoluoghi o piccoli paesi, il sindaco, di solito quello leghista, e vai, tocca dirlo, è propaganda, però è così, c'è una zona più c'è una zona scarsamente illuminata che può essere a rischio, si prende e si aumenta l'illuminazione, si cerca di aumentare l'operato dei vigili, si cerca di intervenire perché il sindaco può tantissimo. È un'operazione culturale, non è solo un'operazione, di polizia, di securitate, come securitaria, come amano definirla quelli di sinistra. È un'operazione di senso civico che può prevenire veramente il crimine. Quindi basta dire che i sindaci poi sarà un caso, ma dove c'è un sindaco di sinistra succedono sempre grossi problemi. Sala non è certo un sindaco della Lega. Intervallo, chiedo ancora scusa, non abbiamo avuto l'ospite, cercheremo di rifarci comunque nei prossimi turni.
L'avete sentito? Questo era... Chi era? Era lui, il blues milanese di Fabio Treves Blues Band. Io un applausetto. Questo era un commento non richiesto e questo è l'applauso. Senti qua, è davvero notevole. Allora, noi proseguiamo. Voglio recuperare l'argomento davvero interessante, quello sull'Ucraina. Quindi nei prossimi giorni cercherò di avere nuovamente quello che non abbiamo, l'ospite che non abbiamo avuto oggi, il professor Silverio Rollocca. Allora, eh, me io a scuola 55 anni fa alle medie mi hanno insegnato che la capitale più grande d'Europa è un terzo della Russia. Europa bianca mi hanno insegnato così, non capisco se si parla di Europa economica. Eh, cosa dice Pierluigi Pellegrin? Non capisco a cosa... no, non riesco a capire cosa ho detto se questo ascoltatore poi vuole chiarire, non capisco cosa, no, cosa avrei detto. Io parlavo dell'Ucraina, parlavo del territorio che gli ucraini hanno venduto, quindi non parlavo di Russia, parlavo indirettamente del discorso di Putin. Cioè Mosca, detta Europa bianca, è un terzo della Russia e metà Europa. L'Europa geofisica finisce agli Urali, così mi hanno insegnato, convinto nazionale un gol a Milano via la vita. Sì, però io non credo di aver toccato, non mi sembra di aver toccato e non intendevo sicuramente toccare questo argomento. Allora, eh, la Schlein il campo largo lo deve fare con Fratelli d'Italia, non con Renzi e Conte, se vuole anche con Tajani. Questo è un giudizio politico molto affilato. Allora, noi proseguiamo perché è arrivato il momento di qui Parlamento con Simona Bordonali. Poi io dopo Simona Bordonali metto un bel Jimi Hendrix, metterei un bel Jimi... Anzi, no, aspetta, lei è bresciana? Restiamo con Fabio Treves, restiamo in Lombardia. Jimi Hendrix ve lo proponiamo invece alle 14.30. Allora, Simona Bordonali, Jimi Hendrix e poi in diretta con Segui la Lega. Qui Parlamento.
costano fino a 20.000 euro. Si è parlato addirittura che il giro d'affari sull'immigrazione tocca dai 4 ai 6 miliardi di euro. Ha superato il traffico delle armi per raggiungere il traffico degli stupefacenti. Quindi contrasto all'immigrazione irregolare, favorire l'ingresso degli irregolari e il diritto di non emigrare, quindi l'attuazione del piano Mattei. Ma entrando nel provvedimento, io volevo sottolineare come abbiamo inserito in questo provvedimento, oltre ad aver lavorato sul numero dei flussi regolari, ovvero rispondere all'esigenza delle nostre imprese, delle nostre associazioni che chiedono manodopera, ma siamo intervenuti anche perché questa manodopera che entra nei nostri paesi non vada ad ingrossare quel flusso di irregolarità e quindi dalla regolarità passa all'irregolarità. E perché dico questo? Perché attraverso il DPCM del 27 settembre del 2023, insomma, è stato istituito quel tavolo tecnico, avete anche voi certezza di quello che è stato creato. Ecco, quel tavolo tecnico che doveva analizzare monitorare l'applicazione del decreto flussi del 2023, cosa ha evidenziato? Ha evidenziato che da alcune regioni su tutta la Campania abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari durante il Click Day totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese. Un dato su tutti, sui permessi per lavoro stagionale, cioè per lavoro in campo agricolo, turistico, alberghiero, nel 2023 su un totale di 282 domande, 157.000 arrivano dalla Campania, mentre 20.000 arrivano dalla Puglia. Solo che per esempio nel settore agricolo la Puglia ha circa il 12% delle imprese agricole italiane e la Campania solo il 6%. Quindi capite che se anche in questo decreto importantissimo che va a intervenire sulla Bossi-Fini, per la prima volta interveniamo, voi ne avete sempre solo parlato, di fatto noi interveniamo, ma mettendo delle restrizioni, mettendo dei controlli, facilitando i nostri imprenditori ad avere manodopera, ma anche controllando chi viene oggi sul nostro paese che effettivamente abbia un contratto di lavoro. Quindi siamo intervenuti su questo provvedimento, Presidente, ma siamo intervenuti anche rafforzando i controlli sull'immigrazione irregolare ed ecco due provvedimenti, due articoli, due interventi importanti per i quali l'opposizione ci ha contestato. Da un lato l'obbligo per gli aerei e i droni delle ONG di coordinarsi con le autorità italiane e costiere. Dall'altro, articolo particolarmente contestato dall'opposizione, la possibilità di controllare gli apparecchi elettronici, cioè i cellulari e i tablet, dei migranti che sbarcano sui nostri territori per accertarne l'identità. Si è gridato allo scandalo perché non viene garantita la privacy dei migranti che sbarcano sul nostro territorio. Cari colleghi, io immagino che ognuno di voi, se viene fermato per strada o in macchina dalle forze di polizia, gli si chiede un controllo della propria identità, la fornisca. Ecco, noi invece dobbiamo difendere chi entra illegalmente nel nostro territorio, chi non agevola le forze di polizia che lo accolgono a identificarlo e noi dobbiamo garantire la privacy di questi. No, noi non siamo d'accordo, noi vogliamo garantire la sicurezza del nostro paese, la sicurezza dei nostri cittadini. Noi dobbiamo sapere chi entra nel nostro paese e se non ci agevola nella conoscenza di questo, siamo tenuti, non abbiamo il diritto, siamo tenuti a scoprire di chi è l'identità. E poi l'emendamento Lega, anche quello, crudeltà, scandalo, non permettete ai bambini di raggiungere le proprie famiglie che sono in Italia. No, è l'esatto contrario, cari colleghi. Noi vogliamo tutelare, integrare chi viene nel nostro paese. Un anno non è sufficiente per garantire
l'integrazione. Molto spesso gli stranieri che arrivano nel nostro paese dopo un anno nemmeno sanno parlare la lingua, nemmeno hanno un alloggio adeguato, e qui siamo intervenuti perché quando ci sono i ricongiungimenti devono esserci nella garanzia di chi arriva, nella garanzia dell'immigrato che è già qua e che sia agevolato nell'accoglienza dei propri familiari, ma nella garanzia anche del paese, nella garanzia dei comuni che poi non siano costretti a sopportare con le proprie finanze chi arriva nel nostro paese e non è in grado di avere un'autonomia. E quindi per questo motivo veniamo tacciati di crudeltà, ma rispediamo il mittente. Mi conceda una parentesi sui paesi sicuri, altra parte molto importante. Presidente, io non voglio entrare nella polemica, e non voglio soffermarmi sulle affermazioni dei magistrati che non hanno convalidato i trattenimenti dei migranti. Però l'interpretazione fatta dai giudici non trova eguali in nessun altro paese europeo. Possiamo parlare di giudici estremamente zelanti o di parte della magistratura che è intrisa di corporativismo e mossa da un'ideologia che ne mina quindi la credibilità e la certezza del diritto. Presidente, se è vero che l'articolo 37 del Codice di procedura penale prevede che il giudice nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza non possa manifestare indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, ci chiediamo se le notizie di stampa che hanno riportato le dichiarazioni della giudice Silvia Albano, nonché presidente di Magistratura Democratica casualmente, contravvengono a quanto era previsto dall'articolo del Codice Penale. Ecco, Presidente, noi siamo intervenuti con questo decreto anche sui paesi sicuri, adeguandoci da quanto è stato richiesto dalla Corte di Giustizia europea. A me spiace che ancora oggi i giudici disapplicano questa norma, perché questa norma va nella direzione, ripeto, di tutelare i diritti degli immigrati, di contrastare l'immigrazione irregolare, Concluda. ma soprattutto di tutelare i nostri cittadini italiani. Grazie. Grazie, grazie. Qui Parlamento. Tecnico commerciale.
Fabio Travers Blues Band, non è Chicago ma Milano. Intanto 2 messaggi sono arrivati, linee aperte, tra poco entriamo nel Segui la Lega, ma intanto se volete approfittarne degli spazi che mettiamo a vostra disposizione 0292947222 oppure WhatsApp. Mario scrive: stamattina ho sentito un po' di trasmissione di Cainarca con Cambi, col giornalista Cambi, mi è sembrato un po' troppo critico nei confronti di Salvini. Io posso solo dire che se le cose non vanno bene è la colpa di tutti i leghisti parlamentari in primis, che si sono un pochino dimenticati da dove provengono. Devono tornare in mezzo alla gente, non solo il giorno prima dell'apertura delle urne. A Salvini suggerisco di esprimersi su qualsiasi argomento che riguarda l'Italia, ma di farlo non combattuto, ma argomentando per non dare spazio a polemiche. L'autonomia differenziata era nel programma di governo, deve essere ultimata quanto prima. Ne va della credibilità della Lega. Grazie per questo intervento. E poi allora l'ascoltatore che alludeva a Mosca dice no, io dicevo che Mosca è la capitale più grande d'Europa, a meno che non siano cambiati i continenti. Mosca era la più grande capitale d'Europa, eppure cristiana, ma non c'è, sì, non avevo detto niente, mi assolve. Grazie. Allora, il continente europeo geofisico, ci si dimentica che Mosca è la capitale più grande d'Europa. In 82, mamma mia, siete in tantissimi. Sì, ma comunque addirittura mi dice che mi vuole bene. Mamma mia. Allora, me lo merito, non lo so, ma comunque voler bene non è una questione di merito. Chi vuole bene merita, no? Grosso modo, per la generosità d'animo. No, comunque qui deve essere Stefano. Non vedo, vedo un ST. Piove sul bagnato. Io me lo ricordo benissimo negli anni, quando casca il muro di Berlino, finalmente dico la Russia torna a casa. Ed era molto bello vedere. Questo era quello che diceva Bossi, segretario della Lega, era quello che pensavano tutti gli altri leghisti. Io nei primi anni, ma vedevo che c'era questo tipo di idea dell'Europa che avevamo, che la Lega aveva, altro che l'Europa, che la Lega anti-europea, col cavolo. E che se mi fanno un'Europa che poi va contro la Russia, parliamone un po', no? Poi su Putin ci sono cose che si possono dire, cioè ci sono cose che si possono, ci sono delle cose controverse, ci si può anche dividere, ma sulla Russia no. Anche perché l'ho già detto altre volte, quando ero adolescente, quando si cominciano 14, 15, 16 anni, si cominciano le letture di romanzi anche più o meno impegnativi, più o meno importanti, gli autori, e c'era Maupassant, c'era Tolstoi, c'era Dostoevsky, c'era Gogol, cioè c'erano francesi e russi che facevano parte della nostra cultura di giovani studenti, ma non necessariamente, insomma, di persone di cultura, di giovani studenti, anche giovani che magari non andavano a scuola ma che amavano leggere un buon libro. Io mi ricordo che gli autori non erano quelli anglosassoni, erano quelli francesi e quelli russi. Poi magari, per carità, io mi riferisco al mio microcosmo, ma mi sembra che grosso modo, insomma, se dico Dostoevsky, e quindi sono perfettamente d'accordo con te, così come appunto l'importanza della Russia, eccetera. Quindi sono anch'io rattristato e allibito nei confronti della Russia di Putin. Sicuramente fin dagli inizi è stato fatto una guerra, è stata da parte della sinistra europea, italiana, proposta un'ostilità enorme. Luca da Brescia, visto che ti piacciono, ma non è appunto la mia, Baudelaire è razzocinante. Visto che ti piacciono i francesi, che ne dici dei Jethro Tull e la canzone Bourrée? Un abbraccio. Allora, hai fatto centro, perché i Jethro Tull sono tra i gruppi preferiti sia della mia compagna e anche c'è un mio amico di Udine che non so se vengano, c'è un festival a Udine e so che ogni anno venivano i Jethro Tull e lui andava a vederli, e quindi la Bourrée, sai cosa facciamo? Luca,
avevo detto Jimi Hendrix, io invece cerca la bourrée dei Jethro Tull e facciamo, visto che è musica per voi, che prende il nome da una celeberrima trasmissione di Radio Capodistria, quindi dove veniva trasmesse le canzoni che venivano richieste dagli ascoltatori. L'hai trovata? Ah, perfetto. No, ma la mettiamo. Mamma mia, segui la Lega. Lorenzo, vedi? Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lorenzo, vedi, cicara e ciacara, qua i vecchi non si rende conto ciò. Andiamo avanti veloci con Segui la Lega, legaonline.it, scritto legalinee.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Su questo sito si possono fare tantissime cose. Fai sentire la tua voce, firma anche tu. Difendere i confini non è un reato. Hashtag io sto con Salvini. L'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms. 20 dicembre la sentenza. Il calendario delle feste della Lega, imprescindibile, imperdibile, e la possibilità di iscriversi. Lo si può fare direttamente da questo sito versando 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a PayPal, quindi si forniscono gli altri dati richiesti, tra cui il codice fiscale, e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica, cioè il 2 per 1000, i soldi sono nostri, ma in realtà non li abbiamo perché se li vuol tenere lo Stato. C'è questa chance, cioè dire allo Stato dove spendere questi soldi. Quindi il 2 per 1000, questo è una redazione della Lega e io con cor contento vi consiglio, vi do l'indicazione per aiutare la Lega, il 2 per 1000, scelta libera a difesa dell'Italia. Nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 3 numero perfetto, 4 le stagioni, D43. D di Domodossola, 4 le stagioni, 3 il numero perfetto. Lo scrivete nel 2 per 1000 e così aiuterete la Lega. Le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, dunque, oggi mercoledì, oggi pomeriggio, rubrica economia Sky TG24 con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Domani pomeriggio, sempre la stessa emittente Sky TG24, sempre la stessa rubrica economia, sempre la stessa ora 17:15 col presidente delle attività produttive a Montecitorio Alberto Gusmeroli. Venerdì con l'europarlamentare Paolo Borchia 7 Gold alle 8:30, che per chi vi parla è un'ora antelucana, è un'ora quasi cuore della notte, 8:30 del mattino con Paolo Borchia. 14:30 possiamo chiudere con Segui la Lega, possiamo andare all'intervallo e riprendere con Matteo Fais e l'egemonia culturale. Ma noi che non siamo di sinistra, ce la meritiamo?
I Jethro Tull di Ian Anderson, la Bourrée da Bach, c'è solo il titolo francese, comunque visto che l'ha chiesto Luca, i desideri di Luca sono ordini e sinceramente aveva fatto venire anche a me la voglia di riascoltare questo celeberrimo brano. I Jethro Tull, che era il nome di un agronomo inglese. Io pensavo fosse qualche passo del Vangelo, invece no. E andiamo invece, ce la meritiamo l'egemonia culturale. Ho paura che ci meritiamo quella della sinistra, noi che non siamo di sinistra. Ci sono delle considerazioni da fare in base anche a quelli che sono i comportamenti dei leader politici, da Berlusconi a Trump a Musk, che abbiamo visto in questi ultimi 30 anni nei confronti della cultura. Sono considerazioni che trovate sul giornale online ildetonatore.it e sono le considerazioni di Matteo Fais che abbiamo in collegamento Skype, che come sempre saluto e ringrazio. Bentornato ai nostri microfoni, Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, le tue riprendiamo queste considerazioni, perché questo tra l'altro del legame, del rapporto che ha chi non è di sinistra con la cultura è un filo conduttore che torna, no, direi che è una trama, segreta dei tuoi articoli. Sai, i libri hanno la trama segreta, si dice, almeno me hanno insegnato a suo tempo, e questo è un tuo filo conduttore, un argomento che giustamente io condivido in pieno, tu ritieni determinante e quindi non fai sconti, quando si parla del valore effettivo della cultura di sinistra di oggi, ma non fai sconti neppure agli atteggiamenti che ha un certo tipo di destra nei confronti della cultura. Mi sembra che si possa partire da qui. Condividi quello che ho detto di te? Sì, guarda, condivido addirittura più quello che tu dici di me di quello che io posso dire su me stesso, o delle idee che posso esprimere, quindi figurati assolutamente. No, adesso seriamente parlando, la questione dell'egemonia culturale è assolutamente uno dei temi che ritornano spesso nella mia produzione giornalistica, perché io la ritengo fondante per strutturare una concreta e reale presa del potere da parte della destra nel futuro, anche perché sottolineo questo aspetto, mi sono già contrapposto con alcuni come dire, esponenti di spicco della sinistra culturale, che mi hanno posto delle obiezioni al mio ragionamento, ma il mio ragionamento in questo caso è assolutamente, per così dire, internos, cioè è un discorso che io faccio da destra alla gente di destra e ai politici soprattutto della destra. Questo è fondamentale da capire. Il concetto cardine che io voglio esprimere è questo: per strutturare una vittoria che abbia delle reali basi e che non sia semplicemente incidentale alle cretinate che può fare la sinistra, per cui perde momentaneamente consenso, bisogna strutturare un discorso, bisogna costruire un qualcosa che Antonio Gramsci chiamava, appunto, il filosofo sardo, che chiamava l'egemonia culturale. Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che c'è tutto un discorso che passa dalle casematte del potere, dai meandri della cultura. Quando dico meandri della cultura io parlo della scuola, dell'università e di tutta quella produzione altrimenti nota come industria culturale, che in qualche modo segna l'immaginario della popolazione. Quindi parlo della scuola, dell'università, ma posso parlare anche delle varie piattaforme di streaming su cui voi guardate i film o le serie televisive, cioè i Netflix, i Prime e tutte queste altre realtà qui. La destra in questo senso è carente, cioè non riesce a imporsi, non riesce a strutturare un immaginario che rimandi ai propri valori e che li veicoli presso le masse. In tal senso, invece, la sinistra è sempre stata più lungimirante della destra, tant'è che io sottolineo spesso questo paradosso. La destra può vincere una battaglia,
come è il caso di Trump in queste ultime elezioni americane 2024, ma non vince la guerra. Che cosa vuol dire? La gente in realtà può anche votare Trump perché c'è l'inflazione galoppante, perché il burro che prima costava $3 adesso ne costa 7 in America, ho sentito l'altro giorno, ecco. Però nella realtà continua a vivere secondo i valori e i concetti della sinistra. E questo è il punto, cioè in realtà anche chi è di destra vive da progressista, ahimè, è proprio questo è il punto da tenere sempre ben presente. E perché anche chi vota Trump vive da progressista? Ma per il mero fatto che il progressismo è uno spirito del tempo che è stato creato, diffuso a mezzo di tutta quella serie di strutture e sovrastrutture che la sinistra ha creato. Cioè noi abbiamo effettivamente visto solo quello come modello culturale e antropologico a cui conformarci. I conservatori non trasmettono nulla al popolo, non hanno un'idea che arrivi alle masse. E questo è il punto. E la grande critica che faccio alla destra italiana, ma anche a quella americana, il discorso non varrebbe invece, per esempio, per la Francia o l'Inghilterra, dove abbiamo figure di spicco come Marine Le Pen, che invece cercano proprio di perseguire questo, di strutturare un discorso culturale. L'obiezione che io faccio alla critica, alla politica di destra, sia italiana che americana, invece è proprio questo. Loro non vogliono, si disinteressano completamente allo strutturare un qualcosa di simile. Pensano alle prossime elezioni, nella migliore delle ipotesi, cioè non pensano ad ampio raggio, non pensano con lungimiranza, non guardano lì a lungo termine, si fermano all'immediato. E infatti che cosa vediamo? Che Trump, a parte lo scrittore J.D. Vance, che si è convertito al trumpismo in realtà di recente, mentre prima sosteneva che Trump fosse il nuovo Hitler, J.D. Vance è, per dire, l'autore di Elegia americana, di cui potete trovare anche una trasposizione cinematografica in una serie Netflix. Ecco, a parte lui, chi porta a parlare a suo favore? Ma porta fondamentalmente Hulk Hogan, cioè l'eroe del wrestling anni 80-90. E io direi che questo è oltremodo patetico. Al contrario, guardate tutti quelli che ha la sinistra dalla propria parte, che non sono solo Beyoncé o Jennifer Lopez, sono anche personaggi di spicco della cultura, anche solo sempre rimanendo nell'ambito musicale, un Bruce Springsteen che non è esattamente l'ultimo dei cretini, è un grande artista della musica americana, ecco, del cantautorato americano, tanto per fare un esempio. Ma poi ci sono la grossa parte degli intellettuali americani erano ovviamente dalla parte di Kamala Harris. E infatti noterete una cosa, se ascoltate il discorso da sconfitta che ha fatto Kamala Harris, e vi consiglio di farlo, è molto bello, Kamala Harris ha detto un qualcosa di molto simile a ciò che aveva sostenuto Togliatti quando gli dicevano: ma compagno, la rivoluzione non arriva, io non ho fretta. Anche Kamala Harris che cosa ha detto? Non bisogna preoccuparsi perché abbiamo perso le elezioni adesso, bisogna guardare al futuro, bisogna pensare a ciò che sarà, bisogna costruire un'alternativa, continuare a strutturare un'alternativa. Ecco, è esattamente questo lo spirito che manca a destra, il pensare al futuro, ancorandosi al presente, alla vittoria o alla sconfitta momentanea, che non vogliono dire nulla. Bisogna entrare nella mente delle persone, bisogna, non dico condizionarle, ma quantomeno fornire loro un'alternativa di pensiero e antropologica che passa inevitabilmente attraverso la cultura, attraverso un discorso che è molto più ampio, che va dal cinema alla musica, alle mode passeggere. È lì che la destra dovrebbe fare qualcosa. Ma anche l'Elon Musk che sta passando adesso fra le immagini,
Anche l'Elon Musk, che come Trump avrebbe i soldi per strutturare qualcosa di simile, sta pensando a mandare razzi in cielo fondamentalmente, e non molto di più. Sì, è vero, ha acquistato l'ex Twitter, d'accordo, ma anche lì non sta portando avanti un discorso culturale, si sta limitando a lasciare libero spazio a chiunque, salvo a quelli che gli danno un po' fastidio, tipo alcuni giornalisti del New York Times, che censura, perché anche Trump, perché anche Musk, come Zuckerberg, censura a sua volta. Ecco, ma non sta costruendo un'alternativa culturale, potrebbe anche lui invece strutturare delle piattaforme, potrebbe fondare dei giornali online, potrebbe finanziare tutta una serie di opinion maker che si muovono sul web, per esempio su YouTube, che Trump ha ampiamente sfruttato nelle ultime elezioni per vincere, potrebbe finanziarli per costruire un'alternativa culturale. Invece non si cura di questo. Ha acquistato X, ma non ha fatto la cosa fondamentale che doveva fare, cioè rendere conveniente lo stare a sinistra. Oggi un intellettuale, qualunque intellettuale che non sia un pazzo masochista, quale il vostro umile affezionatissimo che vi sta parlando, sa benissimo una cosa: non ti conviene stare a destra, perché se stai a destra nessuno ti supporta, nessuno ti finanzia. La sinistra invece lo farà. La sinistra, se appoggi la sua causa, sarà dalla tua, in qualche modo ti farà avere degli introiti. Mi spiace dirlo, ma è anche questo che conta nella vita di un intellettuale. Un intellettuale è un lavoratore come un altro, semplicemente vende la sua dote intellettuale al mondo. E la destra non ha capito semplicemente questo, che dovrebbe acquistare, scusatemi il termine, è molto brutto, lo so, è infelicissimo, però è vero, dovrebbe acquistare o appunto, come dicevo, quantomeno rendere conveniente l'appartenere alla destra e il portare avanti, perorare la causa, la propria causa, che magari può anche Matteo, davvero genuinamente coincidere con quella dell'intellettuale in questione, ma dovrebbe renderlo conveniente, invece non lo fa. ti interrompo. Non è che comunque intervenga anche tu, sai quanto sia d'accordo, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto chiacchierate e io l'ho riscontrato sul campo quello che dici. Però c'è anche questo, che io, provo a vedere, mi sembra di vedere, e c'è anche un'antropologia, diversa da parte di chi non vota a sinistra. C'è il pragmatismo, c'è l'idea dell'utile. Se parli di cultura, diciamo genericamente, ma io cosa mi metto in tasca? Ti risponde il cittadino non di sinistra. Cioè è difficile, mi sembra di riscontrare per un pubblico non di sinistra, articolare un pensiero più astratto che ipotizzi un obiettivo nel futuro. Si vuole, non dico et nunc, ma si pensano dei meccanismi che hanno una loro prassi, che hanno dei loro determinati momenti e movimenti, per cui magari la cultura viene vista come qualcosa di marginale. Ma a me sembra, mi sembra di avvisare. Poi in tanti casi invece non è assolutamente così e mi sbaglio, ma certe volte mi sembra che sia un po' così. Io non vorrei essere cattivo, ma sono costretto in qualche modo a cedere alla malvagità che cerco di reprimere in me stesso. Però per quel che riguarda la destra, devo dire che vale un po' il principio di quel film Fantozzi alla riscossa, quando il noto ragioniere appunto parla con lo psicologo e gli dice: ma cosa mi dice del mio complesso di inferiorità? Fantozzi, lei non ha alcun complesso di inferiorità, lei è inferiore. Devo dire, onestissimamente parlando, che purtroppo io questo riscontro sovente entro la platea dei votanti a destra, cioè una scarsa propensione, uno scarsissimo interesse per tutto il discorso culturale. Questo è sicuro, ed è il motivo per cui
effettivamente si guarda all'immediato e non si ha uno spirito, la capacità di astrarre, non si ha la capacità di pensare con lungimiranza, perché si guarda solo al profitto immediato, ma il profitto è anche investimento sul lungo termine, e questo è il punto. E comunque interessarsi alla cultura non questo vorrei davvero dirlo a tutto il pubblico di destra che ci ascolta. Non c'è niente di male nell'interessarsi alla cultura. La cultura non è esclusivo appannaggio della sinistra. Diceva lo stesso Giovanni Raboni, che era un intellettuale appunto di quell'area, che i più grandi scrittori nella storia sono scrittori di destra, e tutt'oggi abbiamo un autore come Michel Houellebecq, che non è certamente inquadrabile nell'area progressista, che è un autore di tutto rilievo. Leggetelo, non vi farà male. Farvi una cultura, anzi, è proprio per chi si sente italiano, pensa che l'appartenenza, la nazionalità siano un valore, beh, è importante proprio per voi avere una cultura che afferisca al vostro paese, conoscere i Dante, conoscere i Petrarca, e non solo, tanti altri autori che sono venuti, grazie al cielo, nei secoli successivi e che comunque rimandano all'area liberale, conservatrice. Non c'è niente di male nel conoscerli. Non vi farà venire il cancro farvi una cultura, cari amici. Sarà solo un bene per voi e vi renderà delle persone rispettabili che sapranno presentarsi al mondo e parlare senza doversi vergognare di non saper parlare una lingua comune al consesso degli esseri civili. Questo vorrei dirvelo. La cultura non è una cosa da comunisti. Io lo so che molto spesso a destra, presso le masse, passa questa malsana idea: sì, ma la cultura è una roba per quei sinistri lì schifosi, per le zecche dei centri sociali. No, la cultura è un qualcosa che riguarda le persone civili che hanno fatto un passo oltre la dimensione dell'inedia e della vita bruta. Ecco, ti interrompo di nuovo, Matteo. Prima ho detto una frase che può sembrare antipatica, no? Cioè, sembra quasi che abbia dato degli ignoranti a noi che non siamo di sinistra. C'è anche questo, proprio mi accodo. L'idea pericolosa che la cultura sia quella che propone, quella che indica il mondo di sinistra. Invece quella è una parte, spesso viene indicata come cultura per interesse, perché onestamente gli scrittori che vanno per la maggiore vengono indicati come scrittori e vengono indicati dalla sinistra. Non voglio fare nomi, caro figlio, per esempio, sono disastrosi, lo dico da lettore, non da critico letterario. Sei tu che fai questo esercizio e quindi puoi dirmi se ho torto o ragione, ma da lettore, caro figlio, è penoso, illeggibile, è insostenibile. Lui e tanti altri, insomma. Ecco, certe volte forse abbiamo, noi che non siamo di sinistra, abbiamo commesso o rischiamo di commettere questo errore. Quella roba lì però non è quella lì, quella che dicono loro, la cultura, mentre nei casi di onestà è una parte, quella che indicano loro è una parte di cultura, ma la cultura è un discorso più ampio e magari se si fa uno sforzo si riesce. Insomma, io cito sempre Ennio Flaiano, no, perché mi sono letto l'opera Omnia un'estate di tanti anni fa. Ennio Flaiano, per esempio, è cultura non di sinistra ed è grande cultura, secondo me. Dimmi, prego, Considerate Matteo. peraltro che si consideri peraltro che tutti quei regimi che vengono catalogati come di destra, anche se secondo me non lo sono, cioè dai nazismi ai fascismi, in realtà hanno in questo senso molto più intelligentemente della nuova destra liberale, in modo molto più intelligente della nuova destra liberale, avevano ben pensato di attirare dalla propria tutta una serie di figure di spicco dell'ambito culturale, dando loro spazio e
come dire, ponendoli alla testa del regime come bandiera della propria grandezza, il nazismo non lo voglio difendere, perché poi quando dico quando faccio queste considerazioni qualcuno mi accusa, ma stai difendendo il nazismo? No, lungi da me. Sto dicendo che però in tal senso il nazismo una cosa buona l'ha fatta, cioè ha attirato presso di sé tutta una serie di figure. Pensiamo al filosofo Martin Heidegger e al suo discorso sull'autoaffermazione dell'università tedesca quando prese il rettorato di Friburgo, ma il direttore d'orchestra Herbert von Karajan e tanti altri artisti, filosofi, pensatori, scrittori. Lo stesso ha fatto il fascismo, non per niente Mussolini veniva da sinistra. Hanno attirato presso di sé tutta questa serie di figure che in buona parte hanno impattato sul popolo e hanno diffuso tutta una criminalmente in quel contesto, oserei dire, questo è anche vero, comunque hanno aiutato a propagandare e diffondere tutta una serie di concezioni che evidentemente rimandavano a quei regimi lì. Al contrario, la nuova destra liberale, sto parlando di quella che è nata successivamente alla seconda guerra mondiale, non è stata altrettanto lungimirante della destra estrema che l'aveva preceduta. Però se c'è una cosa che bisogna riconoscere a quella è proprio questo aspetto qui, aver saputo costruire in un brevissimo arco di tempo un sovraumano e gigantesco, poderoso discorso culturale che ha lasciato un segno, perché se voi andate a vedere, noi ancora parliamo del fascismo e parliamo del nazismo molto più di quanto si parlerà fra 100 anni del berlusconismo. Perché? Perché Berlusconi, pace all'anima sua, grand'uomo, ci ha salvato dall'avvento dei comunisti al potere, di questo bisogna dargliene atto, ma lui non ha saputo, pur con tutto il denaro che aveva a disposizione, non ha saputo costruire un reale discorso culturale che potesse contrapporsi a quello della sinistra. E questo è uno dei gravi problemi della destra. I suoi uomini, quelli che hanno avuto la stoffa per trionfare in alcune battaglie contro la sinistra, non hanno saputo guardare oltre il proprio naso, non hanno saputo fare un passo indietro e pensare: ma io devo lasciare qualcosa che mi sopravviva. Invece a Berlusconi, a Trump, a Elon Musk, certo, non sopravviverà niente. Matteo, perché loro sono uomini, loro sono dei narcisisti che hanno mandato avanti se stessi, non hanno mandato avanti un discorso culturale, contrariamente a tutti i leader della sinistra, perché la sinistra cambia maschera. Matteo, devo chiudere. Purtroppo... Chiudiamo, ma ecco, lasciatemi dire questo: la sinistra cambia maschera, ma sono diverse, sono Berlusconi, sono Veltroni, sono Togliatti, sono chi vuoi tu, sono Kamala Harris, ma comunque la sinistra resta come base fondamentale della nostra antropologia culturale nel mondo. Chiudo sottolineando quanto tu abbia ragione nel riscontrare come la sinistra veda nella cultura un fattore strategico. La sinistra si è impossessata di quelli che sembravano essere ambiti di bassa cultura, la cultura trash. Si è impossessata dei film trash italiani, la commedia all'italiana, la commedia sex italiana degli anni 70, e si è impossessata del Festival di Sanremo. Per me il Festival di Sanremo era l'abisso del nulla, del peggio. La sinistra se ne è impossessata, segno che sanno fare anche un uso strategico della cultura, quello che tu stai dicendo da quando ti ho incontrato sul web e ho cominciato a leggere i tuoi articoli. Matteo Fais, il detonatore.it, grazie e a risentirci a presto. Grazie a voi, a prestissimo. E andiamo in chiusura. Voglio ricordare, allora, avete oggi pomeriggio l'ultima occasione, cioè è l'occasione 18:30 qui a Milano, nella libreria El Dodo Bookseller, la presentazione del romanzo I fantasmi del banchiere nero di Ippolito Edmondo Ferrario, Fratelli Frelli Editori. A presentare la serata Antonio Bozzo, il giornalista Antonio Bozzo, e poi
Roberto Schira, e lo sapete, evento organizzato da Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, che è diciamo l'artefice di Parola di Scrittore, la rubrica del venerdì, e vi segnalo anche che al termine di questo incontro è previsto anche un aperitivo conviviale, quindi oggi pomeriggio 18:30 in via Vallarsa 11 Milano, libreria El Dodo Bruxelles. Siamo in chiusura, io ringrazio come sempre Lorenzo il Magnifico sulla tolla di comando in regia tecnica e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.